La nuova casa della Protezione Civile degli Alpini di Vittorio Veneto è l'ex magazzino della stazione centrale. Sabato il taglio del nastro che sancisce la fine di un percorso iniziato 7 anni fa. Un'opera attesa, anche perché, ahimè, gli eventi anche recenti, pensiamo al 29-30 ottobre scorso, impongono ormai un'attenzione sempre maggiore nei confronti della situazione ambientale, e il fatto che la Protezione Civile ANA abbia per la prima volta a Vittorio Veneto una sede è una cosa che rassicura in qualche modo anche la città intera. L'inaugurazione in concomitanza con l'anniversario dei 140 anni dall'attivazione della strada ferrata per la città della Vittoria, che gli alpini ricorderanno utilizzando un treno storico per raggiungere la nuova sede. Un recupero di un locale che era ormai abbandonato, peraltro anche pericoloso, un recupero quindi molto fruttuoso, molto bello, che ha rispettato le caratteristiche dell'edificio ma che si rende funzionale proprio per la nostra attività. Una grande soddisfazione per le 3.000 penne nere della locale sezione. Adesso riusciamo con questo progetto a riunire il tutto, peraltro anche vicinissimi di Rimpetai alla sede sezionale, in un luogo molto fruibile, pratico, comodo anche come viabilità, ai margini quindi proprio della città e di pronto e rapido anche intervento quando necessita, ed è questo proprio la missione della Protezione Civile.